Amici di Sportisi, amici di Localcio, buonasera, buon lunedì, bentrovati all'appuntamento numero 16 con Localcio, classico appuntamento del lunedì sera con il calcio dilettantistico siciliano. Partiremo come di consueto in questa fascia dedicata alla Serie D per poi spostarci tra una ventina di minuti circa, qualcosina in più, su eccellenza e promozione. Prima di presentarvi l'ospite vi ricordo di seguirci non solo su Facebook e su YouTube, dove potete seguire in diretta questo appuntamento e potete anche rivedere in differita tutto quello che vi può interessare di questa puntata. Potete seguirci naturalmente su Instagram, su TikTok, su X e naturalmente sul nostro sito www.sportisili.it. Potrete naturalmente per i curiosi, per gli interessati, anche scoprire al termine della gara il risultato di Messina Crotone, tanto che si sta giocando in contemporanea con il nostro appuntamento, con la nostra finestra sul calcio dilettantistico siciliano, per la quale questa sera ci freggiamo di avere un ospite molto importante, che ringrazio per essere qui con noi, Sandro Baglione, centrocampista del Castrum Favara. Benvenuto allo calcio. Ciao, grazie e buonasera a tutti. Per quei pochi che non lo sapessero, ieri pomeriggio Sandro ha deciso il derby tra Akragas e Castrum Favara, partita che ci freggiamo di aver trasmesso in diretta. A tal proposito colgo l'occasione per ringraziare nuovamente, sia a nome di Sportisili che a nome del Castrum Favara, l'Akragas per aver consentito la diretta gratuita della gara. Penso a nome mio, ma anche a nome di Giuseppe Piscopo, dell'ufficio stampa del Castrum Favara e di tutta la società. Entriamo nel dettaglio con Sandro Baglione. Sandro, tu ieri hai calciato un pallone di una certa importanza, quel calcio di rigore al minuto 93, ma più in generale raccontaci la partita, perché comunque è stata particolarmente vibrante e possiamo dire, a differenza di quelli che sono solitamente e tradizionalmente i derby, in cui c'è un gioco molto spezzettato, c'è magari poco spazio per lo spettacolo, ieri a dire il vero tante palle gol, tante occasioni e una bella partita da parte di entrambe le squadre. Sì, vabbè, è stata una partita veramente emozionante, poi per come l'abbiamo vinta. Come ho detto pure ieri, devo dire che veramente l'Akragas comunque anche nei primi 10-15 minuti ci ha messo in difficoltà, però poi credo che veramente noi ieri abbiamo dimostrato comunque di essere una grande squadra e penso che nel secondo tempo poi non c'è stata partita. Allora, a questo punto approfitto e ringrazio Salvo Geraci, che ha la parte tecnica, di vedere quelle che sono le immagini che abbiamo registrato, trasmesso in diretta con la voce di Marco Genduso dallo Stadio Seneto di Agrigento. Andiamo a vedere questo bellissimo derby tra Akragas e Castrum Favara, poi torneremo a commentarlo insieme, oltre ovviamente a svelare quelli che sono stati i risultati e quella che è la nuova classifica del girone di Serie D. Vediamo. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto in diretta dallo stadio Seneto di Agrigento dal vostro caro Marco Genduso, qui per commentarvi la 20ª giornata del campionato di Serie D Girone, che vede scendere in campo Akragas e Castrum Favara a creare. Testa a lunga Salvia, poi ottimo Tuccio, fa una grande giocata perché in velocità riesce ad andare via, palla verso Salvia che può crossare, vediamo, intanto il rigore, crossa dentro, poi Cristofolos Tuccio! E qui Scoffia mette tutti d'accordo. Da lontano, infatti, si cerca un rilancio in avanti verso Cristofolos, che era meglio, può calciare da fuori. Troppo però. Addirittura palla in rimessa laterale, se non abbia visto male. La nostra intro, che è una squadra di casa per i punti raccolti al momento, prova a girarsi. Nel frattempo Tuccio lo fa molto bene con Scoffia che risponde in spaccata. Fa un grande intervento, ma ancora una volta l'Akragas è pericolosissima. Poi Pusic di testa. Arriva adesso con Tuccio che si gira tanto bene questo là.
sulla marcatura tentata di Loduca, poi palla a sinistra Di Stefano, può crossare, lo fa adesso per Salvia che impatta, ma impatta anche e soprattutto Scoffia che blocca il pallone, un po' infastidito da Ghigne. Sul 9 probabilmente sanno del momento di forma e di conseguenza vanno anche un po' ad arginarlo. Nel frattempo esce fuori benissimo Rechichi che cerca il compagno dentro e qui con un rimpallo con il volto viene fermato. Varela anticipato, Ghigne non ne riesce ad arrivare sul pallone, c'è prima la Piana, palla dentro per Varela che lavora bene il pallone, Malle l'aggancia, può calciare le finte, lo fa adesso Malle, palla fuori, tiene anche in campo per quel che può Palermo, riesce anche Vaccaro a tenerla. Varela, la Piana, si continua, può calciare con potenza, Dregan la blocca, cambia gioco brillantemente le parti di Stefano, testa anticipato Loduca, poi Lofaso vuole il destro, lo cerca, lo trova destro Lofaso, con Scoffia che para, nell'Agragas che vuole spingere i propri beniamini qui a trovare il gol, dato vicinissimo Lofaso, Tuccio crossa dentro per Ghigne, la girata è stata sicuramente buona nei tempi, un po' meno nella precisione, però un pallone precisissimo per la Piana che lo lascia sbattere a terra. La Piana la controlla, si cerca con la sua tecnica una delle sue giocate, Paletto, Varela di testa e non bisogna mai lasciare l'attaccante libero. Punizione battuta corta con Baglione, le finte, va sul mancino, calcia verso la porta direttamente sulle curve, visto finalmente ritornare in gara, intanto palla subito in verticale per Varela che calcia col destro, la smorza, poi diventa quasi un assist ed esterno della rete, un brivido, e che brivido per l'Akragas. La Piana ancora, che giocata, libera Baglione, palla in verticale per Varela, in fuorigioco, infatti lo sa, si ferma sul sinistro, traversone di Di Stefano, testa di Baglione, rimane lì Varela, dritto tra le braccia però di Dregan. Abbiamo proprio Malle, tanto il rinvio non è perfetto, Christopoulos per Modeschi, all'occasione Modeschi e qua se l'è divorato, ha avuto subito una ghiotta occasione, palla fuori, Baglione si gira con l'esterno, grande palla, intento da rigore, può calciare Stinchenko, palla fuori, non di molto, però Stinchenko da quando è entrato ha fatto vedere che su quella fascia si può attaccare e lo stiamo guadagnando qualche secondo di troppo quando già siamo al minuto 90, qualcosa di più in realtà. Batte adesso, allontana Modric di testa, nel frattempo abbiamo anche, ed è calcio di rigore, cartellino rosso e calcio di rigore, fallo di De Marino e rimane in 10 uomini. C'è tantissimi fischi ci sono per il rigore, ma Baglione calcia, tocco sotto e la palla è entrata con il cucchiaio, forse non l'ha fatto benissimo ma va bene così perché vantaggio Castrum Favara con il cucchiaio sotto la curva da 0-1 e nel frattempo è anche terminata la partita, non abbiamo sentito nemmeno il tipice fischio per il frastuono in campo che è stato creato per questo gol e dunque va bene così, finisce il match, vince il Castrum Favara con il risultato di 0-1. Dunque torna a vincere il Favara e lo fa nella partita forse più attesa dai propri tifosi. Del resto Favara e Agrigento distano veramente un pugno di chilometri. Ne approfitto per leggere qualche commento perché oggi stanno arrivando diversi commenti. La presenza di Sandro Baglione non può fare altro che così incrementare anche i tifosi anche del Favara che sono presenti. Ci saluta Paolo Vinci da Siracusa, ci saluta Rosario Sorce che dice grande Sandro, anche Giuseppe Moscato che dice grande Sandro, forza Favara, complimenti a tutti, e poi Calogero Indelicato che dice parlate un po' dello Sciacca che al terzo posto ha vinto la Coppa Italia regionale e naturalmente nel caso di Calogero Indelicato e di tutti i tifosi dello Sciacca che vorranno seguire la trasmissione ne parleremo
nello spaccato dedicato appunto all'eccellenza e alla promozione. Andiamo a vedere, con l'ausilio anche della grafica, risultati e classifica del turno numero 20 che si è giocato ieri in Serie D Girone I con i seguenti risultati: Akragas Castron Favara, come avete visto, 0-1, Aciriale Ragusa 2-1, Enna Igia Virtus 2-2, Licata Scafatese 0-2, Paterno San Cataldese 1-1, Regina Sant'Agata 3-0, Sambiase Pompei 1-1, Siracusa Nissa 4-1, Vibonese Locri 2-0, per una classifica che vede dopo le prime 20 giornate il Siracusa ancora in testa a 45 punti, Tandem a 42, Regina Sambiase, poi Scafatese 40, Vibonese 36, Paternò 28, Castrum Favara e Nissa 27, Enna e Igia Virtus 24, Pompei Locri e Cireale 21, Ragusa e San Cataldese 20, Licata 18, Sant'Agata 16, Acragas 14. Torno a parlare con Sandro di quello di quella che è stata la settimana del Castrum Favara che ha battuto di misura a Cireale domenica scorsa e appunto Acragas ieri, in mezzo alla sconfitta contro la Regina nel recupero. E allora ti chiedo, per la partita di ieri, quanto è stato difficile giocare 3 volte nel giro di una settimana, per giunta su un campo come quello dell'Esseneto che, diciamocela tutta, dire che era il campo pesante forse poco. Ma come hai detto tu, è stata comunque una settimana importante dal punto di vista delle energie sia mentali che fisiche, perché abbiamo affrontato la Cireale che comunque era anche uno scontro diretto e volevamo portare i 3 punti a casa e ci siamo riusciti. La Regina, nonostante fosse il recupero dell'andata, però ci tenevamo tantissimo a fare dei punti e forse ti dico, per assurdo, la sconfitta della Regina ci ha dato ancora più consapevolezza e più forza per come è avvenuta. E poi abbiamo affrontato il derby, veramente abbiamo reagito da grande squadra, perché dopo una sconfitta tornare subito alla vittoria non è mai semplice. Ti chiedo poi anche perché io ero presente all'Esseneto, ho seguito la partita, mi è giunta voce che una delegazione di tifosi vi ha atteso al Broccoleri quando siete tornati a Favara. Dici un po' questo rapporto con la tifoseria giallo-blu. Purtroppo non tutto l'impianto è ancora a disposizione. Ieri purtroppo non è stato possibile avere i tifosi al vostro seguito all'Esseneto, ma insomma quanto sono importanti per voi, per il cammino che state facendo. Ricordiamo che siete appena fuori dalla zona playoff. Ma guarda, tocchi un tassello per me fondamentale, cioè io amo questo sport che è comunque diventato un lavoro e diciamo per il calciatore, per noi giocatori sono emozioni, noi viviamo di emozioni in campo, per la gente che comunque ci acclama sugli spalti, la mancanza loro in casa nostra si sta facendo sentire, ti sono onesto. Ieri è stato bellissimo, è stato veramente qualcosa di emozionante, di spettacolare. Vincere il derby fuori casa e poi tornare a Favara e trovare tutta quella gente, tutti quei tifosi è stato qualcosa di bello e credo che comunque nonostante tutto ci sia stato il loro zampino anche nella vittoria, perché poi ho visto che c'era gente che guardava la partita sui teleschermi, nei tablet, quindi penso che alla fine la palla l'hanno spinta un po' tutti dentro. Anche perché, tra altre cose, il tuo cucchiaio si è a un certo punto anche impantanato sul terreno di gioco dell'Esseneto, infatti abbiamo temuto la beffa. Saliamo di qualche gradino, perché chiaramente si è giocato tutto il turno numero 20 ieri in Serie D ed è arrivata una larga vittoria, l'ennesima del Siracusa di mister Marco Turati, che ieri ha rifilato 4 gol
alla Nissa. In un altro derby siciliano erano ben 5 ieri i derby siciliani nel girone. Allora andiamo a vedere con l'ausilio delle immagini targate Wii Sport quello che è successo appunto tra Siracusa e Nissa. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa-Nissa, gara valida per la 20ª giornata del girone I di Serie D 2024-2025. Un derby, questo che al De Simone manca da tanto tempo e che promette spettacolo, allora andiamo a godercelo insieme, vedendo inizialmente le formazioni. Le squadre hanno fatto intanto il loro ingresso in campo. Via, si parte, inizia Siracusa-Nissa. Limonelli, Di Paolo, il mancino dentro per Maggio, la trattenuta, il tiro cross pericoloso. Vede poi Pistolesi e gioca all'indietro per Candiano, apre il destro, ancora di prima Pistolesi, Russotto, 1 contro 1, il servizio è per il numero 63 che può crossare, perde forse un tempo di gioco, il pallone è morbido sul secondo palo, rimane lì, Limonelli può controllare, vediamo se ci prova il numero 24, il pallone sul sinistro, si chiude il triangolo, c'è Di Paolo, sinistro, fuori di poco, Siracusa pericoloso, Tato Diaz, spalla alla porta, regolare l'intervento di Susse, allora c'è Maggio che può mettere in moto Di Paolo, entra in aria il numero 77, il cross basso impreciso, ancora Limonelli, può giocare il pallone con il destro, perde un attimo il 24, il cross, Maggio, traversa incredibile, che colpo di testa straordinario aveva fatto Mimmo Maggio. Bravo Falla qui a mantenere viva la sfera, allora Di Paolo può andare in 1 contro 1, rientra sul mancino il numero 77, il cross morbido sul secondo palo, la sponda di Maggio, Russotto, palo ancora una volta, ma che sfortuna, mamma mia! Russotto, interviene lui, buona la giocata di Russotto che se ne va all'indietro per Di Paolo! La prima gioia in azzurro di Sebastiano Di Paolo, Siracusa 1, Nissa 0 ed è giusto così! Ottimo ancora l'intervento di Paolo che galvanizzato dal gol ripiega in fase difensiva, c'è Di Grazia che deve stare attento al ritorno dell'uomo, ci prova Di Grazia, alto non di molto, alza la testa il 13, il cross per Maggio ancora, Elezai, si dispera Mimmo Maggio, parte il destro di Di Grazia, uno schema, c'è Russotto che può calciare, è la sua partita, Andrea Russotto lo voleva, l'ha trovato il gol, 8 mesi dopo l'ultima volta, grande gol di Andrea Russotto, ed eccolo lì, il duplice fischio, termina il primo tempo tra Siracusa e Nissa, un grande Siracusa conduce per 2-0 dopo 8 mesi dall'ultima volta, riparte subito il Siracusa in pressione, ancora Russotto, fallo da ultimo uomo, attenzione, vediamo il colore del cartellino rosso per la Nissa, doppio cambio per la Nissa, fuori il numero 80 maltese, al suo posto entra il numero 20 Dall'Oro, pronto a scendere in campo anche Samaché, praticamente da tutto il campionato. Qui ottima la sventagliata per Di Grazia che la gioca all'indietro, ancora per Russotto, prova il destro, Russotto! È la sua partita davvero, la doppietta di Andrea Russotto che torna nel momento migliore, nella maniera migliore a riprendersi il Siracusa, a schierare la doppia punta. Qui intanto recupera palla Candiano, Maggio e Candiano sono soli, Maggio in 1 contro 1, Maggio! Gran parata di Elezai, staffetta al 64esimo minuto, esce il capitano Mimmo Maggio, di minuto 68 sul cronometro, esce Di Grazia, al suo posto entra Longo, esce Ruben Falla, al termine di una settimana splendida, al suo posto c'è Mattia Puzzona, sempre 2-0 invece per la Scafatese sul campo del Licata, qui ci prova il Tato Diaz, pallone che passa in mezzo all'aria, c'è la testa di Sarao a metterla fuori, poi il tentativo da lontano, ancora la Nissa, ci prova e trova il gol con Riccardo Rotulo, un gran destro da fuori aria, momento di Bonanno che prende il posto del numero 17 Tumminelli, all'indietro Coragnello, morbido centralmente, l'inserimento di Samaché che attenzione supera Iovino, si alza la bandierina, pericolo per il Siracusa, pericolo per il Siracusa, esce Di Paolo, l'autore del primo gol
di questo match, l'autore del primo gol in assoluto con la maglia del Siracusa. Al suo posto entra Paolo Rizzo, disponibili in questo match. Limonelli, la grande giocata ancora una volta di Meluccio Limonelli, che ne ha ancora il pallone per Longo, miracolo di Elezai. Sarao, meravigliao, ci mette anche lui la firma ed è 4-1, gioco partita incontro per il Siracusa. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara, che guarda il cronometro adesso, fa giocare ancora, fischietto in bocca, 1, 2 e 3, cala il sipario sul De Simone, il Siracusa ancora una volta cala il poker e continua a correre in testa alla classifica, blinda il primo posto e continua a viaggiare avanti tutta per il Siracusa. Per oggi è tutto, un saluto da Matteo D'Aquila e alla prossima! Entriamo dopo aver visto il poker del Siracusa contro la Nissa. Abbiamo avuto il piacere di rivedere un grandissimo giocatore come Russotto, andato a segno 2 volte, ancora in gol Sarao dopo la doppietta decisiva della scorsa settimana contro il Ragusa. Prima di entrare nel tema della lotta di testa, giro a Sandro Baglione una domanda che arriva da Antonio Baglione. Chiedi a Sandro che ricordo gli dà l'Esseneto proprio contro il Siracusa. Mio padre. Eh, No, vabbè, a me l'Esseneto porta bene, ho giocato 2 volte in quello stadio, ho sempre fatto gol. Era la finale Siracusa-Giarre, finale di eccellenza, quando poi abbiamo vinto il campionato e segnai il 2-1. Mi bene. La tua proposta a questo punto sarà quella di spostare quante più partite possibili ad Agrigento in modo tale da giocarne tante. Ah, no, va bene così, ogni tanto ci ritorniamo. Ecco, invece Sandro ti chiedo che idea ti sei fatto? Dico, ormai siamo al girone di ritorno ben avviato, terza giornata giocata ieri, le hai affrontate tutte, il Favara le ha affrontate tutte, alcune addirittura anche 2 volte, visto che già siamo a ritorno inoltrato. Che idea ti sei fatto delle squadre che lottano per il vertice? Tra l'altro voi avete giocato mercoledì scorso contro la Regina, che ha agganciato il Sambiase al secondo posto. Se pensi che questa sfida potenzialmente anche a 4, considerando che la Scafatese è ancora lì nei paraggi, possa durare a lungo, o se secondo te prima o poi ci sarà tutto si ridurrà a 3 o anche a 2 squadre prima della fine del campionato. Favorito anche. Le abbiamo incontrate tutte, come detto, e quella che veramente dove abbiamo subito veramente l'avversario è stata la Regina. Con il Siracusa, con la Vibonese, con la Scafatese, noi siamo stati sempre in partita, ma veramente quella dove è stata l'unica partita che noi abbiamo veramente subito l'avversario. Una forza incredibile, fisica, tecnica, mentale, cioè veramente è stata la Regina. Però secondo me Regina e Siracusa sono le 2 squadre più forti di questo girone. Il Sambiase sta facendo un bel campionato, anche la Scafatese, però io penso che veramente Siracusa e Regina abbiano qualcosa in più. Dunque ne approfittiamo, intanto leggiamo ancora qualche messaggio. Paolo Vinci che scrive tanta qualità nella rosa dei giocatori del Siracusa, capolista non a caso. Poi ci scrive Davide Verderame, sabato fate vedere Castellammare Gela, ve lo faremo sapere naturalmente a tempo debito, sappiamo quanta spinta c'è a Gela, ma ne parleremo anche nel corso della seconda parte di Localcio. Poi Paolo Vinci che scrive ancora il 9 febbraio a Reggio Calabria daremo la spallata definitiva e saluti a tutti, quindi 9 gennaio, il 9 febbraio, scusate, si gioca Regina Siracusa. Tra l'altro Sandro si è appena collegato Mister Infantino, che evidentemente ti
ti guarda, ti osserva, ma intanto vediamo, anche per chiudere un po' il cerchio, a proposito di Reggina, proprio le immagini della vittoria netta di ieri contro il Città di Sant'Agata, un 3-0 ottenuto al Granillo, di cui vediamo le immagini. Partita è iniziata. Grillo che si invola, va da solo, accelerazione, il cross col sinistro, attenzione, supera Dall'Oglio, Catalano tutto solo, va col sinistro, attenzione perché sta arrivando Ragusa, Barranco va da solo, servito Ragusa in area di rigore, Ragusa va giù, attenzione, concesso il calcio di rigore, rivediamolo, Bruno Barranco, pallone per Ragusa, steso in area di rigore, quando siamo arrivati quasi al 20°, parte Barilla, spiazza Polizzi, la Reggina è in vantaggio, si riscatta subito, prontamente, dal dischetto Antonino Barilla, è sempre stato un fuoriclasse, almeno per questa categoria, ma non solo, e questo rigore l'ho trasformato in maniera impeccabile, spiazzando Polizzi e portando in vantaggio la Reggina. Bene che le gare sono pericolose e giustamente la Reggina adesso con Porcino. Non si ferma la Reggina, dentro Porcino! Per Antonino Ragusa che ha cercato la zampata. Dall'Oglio. Sbracciano il cross di Dall'Oglio. Ancora una volta riesce a svettare. Tutto regolare però. Conclusione pericolosissima. Ha sempre avuto in mano fin qui il pallino del gioco. Grillo. Dall'Oglio. Addirittura zona tiro, lo prova Dall'Oglio da casa sua! Rivediamo questa conclusione di Dall'Oglio, veramente ben indirizzata. Ancora Catalano sicuramente tra i migliori, anche per qualità. Catalano dentro, Manfrellotti. Porcino, occhio a Renelou, pericolo pubblico numero 1. Renelou in area di rigore, va sul sinistro, Renelou! Altra grande parata del 22. Adesso Ndoye. Porcino. Buon primo tempo per lui. Renelou subito per Porcino in rigore. Porcino dentro, non ci arriva nessuno. Buona occasione per la Reggina. Sull'asse Renelou e qui Barranco veramente per questione di centimetri non ci arriva. Porcino. Dentro Barranco, la palla resta lì, il lampo di Barranco. Rivediamo questa occasione con Porcino, il tocco di Barranco ad anticipare tutti. Ragusa all'1 contro 1, ancora Ragusa in rigore, dentro per Barranco, si ritrova lì il pallone, Barranco per Barilla, ancora Ragusa, in rigore però sfidare tutti, Ragusa va col sinistro, Ragusa, la palla resta lì, Barranco, ancora Barranco, Renelou, tutto regolare, il gol della Reggina. Il gol è di Renelou per la Reggina al 65°. La rivediamo questa azione. Barranco ci mette la punta. Resta lì il pallone. Renelou in qualche modo fa gol. Dovrebbe andare lui. Parte Catalano. Conclusione. Ancora la Reggina. Porcino nel rigore. Porcino. Conclusione il gol! Bruno Barranco! Reggina 3, Città di Sant'Agata 0. Il sigillo di Barranco e lui prontamente risponde, sempre presente, il bomber della Reggina che ha in casa, qui senza nemmeno guardarla la porta, la sente. Impallato però dalla difesa della Reggina. Adesso ancora il Città di Sant'Agata che attacca. Bene Vesprini. Catalano, zona tiro. Prova il tiraggiro. Facile preda di Lago Nigro, ma uno dei pochi a provarci costantemente è Catalano. Attenzione. Che c'è un... Vanno giù in due. Sono giù in due. Si cercano responsabilità per un episodio sicuramente non bello, ma... Qui Brugalletta, il capitano adesso che ha da dirsi più di qualcosa con l'arbitro, ma finisce qui
Finisce qui al Granillo dopo 97 minuti di gioco. La Regina batte il Città di Sant'Agata per 3-0 e Rientriamo dunque dopo aver visto il tris della Regina contro il Sant'Agata, che non se la sta passando benissimo fin qui in campionato. Io direi, mentre scorre in sovraimpressione la classifica della 20ª giornata, andiamo a vedere cosa accadrà invece nella 21ª giornata del girone I di Serie D, con il programma Castrum Favara Licata, Città di Sant'Agata Siracusa, Pompei Vibonese, Locri Paternò, Nissa Sambiase, Igia Virtus Acireale, Ragusa Regina, San Cataldese Acragas, altro derby molto interessante tanto quanto lo è Favara Licata, e poi Scafate Senna. Sandro, ultima battuta flash, che partita ti aspetti contro il Licata? Ma sarà sicuramente una partita dura, loro vogliono fare i punti, perché sono in zona play-out, però noi veramente non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare a fare più punti possibili, continuare a migliorare, e penso che abbiamo acquisito ancora più autostima a livello di squadra, più fiducia in noi stessi e quindi non ci vogliamo fermare. E naturalmente vi ricordo che potrete vedere gli highlights di questa partita domenica sera sul canale YouTube di Sport City TV. Io ringrazio per essere stato con noi Sandro Baglione. Grazie a voi, buonasera. Lasciamo per qualche minuto, ma giusto il tempo di sistemare qui lo studio come di consueto, perché è lì che freme e attende salvorifici per la seconda parte di Lo Calcio, insieme a noi l'allenatore del San Vito Lo Capo, Stefano Colombo. Restate con noi.
Buonasera nuovamente in diretta su Sport Sicily, questa volta per parlare di Ti sei eccellenza impegnato a dirlo sbagliato. Sport Ti Sicily. caccio dallo studio. dico. Questa volta per parlare di eccellenza e promozione, come ogni lunedì alle 21:30 circa, dopo l'approfondimento della Serie D che questa volta ha visto il buon Sandro Baglione, ospite del nostro qui presente Francesco Cambuca, però l'ospite di giornata per questa puntata dedicata appunto all'eccellenza e alla promozione siciliana, Stefano Colombo, l'allenatore del San Vito. Ciao Stefano. Ciao Salvo, ciao Francesco, bentrovati. Siamo contenti di riavere Stefano, tra l'altro, tra i campi dell'eccellenza siciliana, perché Stefano era assente da quando diciamo, era l'allenatore della Folgore Castelvetrano la scorsa stagione, poi ha interrotto anzitempo il suo rapporto appunto con la società di Castelvetrano ed è tornato sempre nel trapanese, perché insomma, ormai sei diciamo, forse di adozione trapanese, ti piace bazzicare da quelle parti e sei il nuovo appunto allenatore del San Vito con l'obiettivo, Stefano, di provare a salvare appunto la categoria di questa squadra che è neopromossa. Sì, assolutamente. Sono stato chiamato per cercare di salvare la categoria. Cercheremo in tutti i modi di riuscirci, vediamo poi alla fine. Sì, insomma, ieri un bel pareggio, ne abbiamo parlato a microfoni spenti, diciamo, dell'andamento della partita. Adesso ce ne parlerai. 1-1 contro l'Accademia Trapani, era la tua seconda partita Sì. da capo allenatore del San Vito. Passi in vantaggio con Barri, poi insomma provi in qualche modo a raddoppiare, non riesci, poi alla fine arriva il gol, tra virgolette, gol beffa, se così possiamo dire, dell'Accademia Trapani, che diciamo, ti smorza la gioia per il primo successo diciamo, sulla panchina del San Vito. Sì, assolutamente. È stata la mia seconda partita, ma già sabato scorso anche con la Parmonval avevamo fatto una buonissima partita. Ieri abbiamo continuato su quella falsariga e devo dire che il risultato alla fine ci ha lasciato tantissimi rimpianti, perché sull'1-0 abbiamo sfiorato tantissime volte il raddoppio che sembrava fatto, ma poi per un non nulla non si concretizzava. E poi un infortunio difensivo ci è costato il bottino pieno. Adesso, insomma, chiaramente poi ci parlerai di questa avventura San Vito, perché non è semplice, diciamo, le condizioni in cui ti sei ritrovato a guidare questa squadra per varie vicissitudini che tra poco ci spiegherai, però Francesco, insomma, questa giornata di eccellenza e girone A, diciamo, ci ha riservato quasi delle sorprese, poi alla fine tutto si è più o meno confermato tale, anche, diciamo, soprattutto nelle zone alte della classifica. Sì, è stata la conferma di quello che si diceva tra l'altro in studio con Marco Vittorietti la settimana scorsa, ovvero sia che il fatto di giocare contro per le squadre di vertice, il fatto di giocare contro squadre pericolanti o comunque ancora in piena lotta per i rispettivi obiettivi rende le partite avvincenti. Basti pensare che ieri l'Athletic ha risolto la pratica Marineo con da quello che ho visto, una bella giocata di Gianni Calagna, che tutti a dire ma cosa ci va a fare Gianni Calagna A proposito di San Vito, no? Sì. cosa ci va a fare Gianni Calagna all'Athletic con tutti i campioni? Va a fare che segna il gol vittoria contro il Marineo. E poi anche il Gela che ha risolto la pratica Misilmeri contro una squadra molto rimaneggiata, perché il Misilmeri aveva 16 giocatori indistinta, ha comunque fatto la solita partita gagliarda, e comunque è la conferma del fatto che nella conferma il San Vito di Mister Colombo, squadra totalmente rivoluzionata rispetto all'estate, con tante assenze importanti, con tante diciamo defezioni importanti rispetto alla costruzione estiva. Adesso si ritrova a lottare per la salvezza, tra l'altro dopo aver sfiorato, anche qui entriamo in un altro ambito, dopo aver sfiorato la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Chissà se ci fosse stato il San Vito al posto dello Sciacca mercoledì a Paternò, però sì, la conferma del fatto che questo è un campionato molto bello. Ne la conferma, a breve lo vedremo, anche la classifica, che è tuttora ancora molto corta nella parte medio-bassa, l'Ascari a parte. Noi abbiamo avuto modo anche di parlare con dirigenti dell'Ascari che adesso ci dicono per noi ormai è quasi una missione impossibile, però anche lì l'Ascari ieri contro una squadra forte come il Castellammare, immagini alla mano, avrebbe meritato secondo me di vincere, e questa è la conferma della difficoltà e dell'imprevedibilità di questo girone. Allora, andiamo a leggerli i risultati quindi del girone di eccellenza, poi analizziamo chiaramente tutto con
Stefano. Cominciamo da Gela Don Carlo Misilmeri 2-1, San Vito appunto l'abbiamo detto contro l'Accademia Trapani 1-1, Folgore Castelvetrano Castelbuono 1-1, Lascari Castellammare 0-1, tra l'altro vedremo anche le immagini dalla vittoria del Castellammare in quel di Lascari, Marsala Parma 0-3, Oratorio San Ciro e Giorgio Atletic Palermo 0-1, Partinica Audace Castellaccia 4-0, Sciacca San Giorgio Piana 2-1, per una classifica che vede l'Atletic Palermo prima in classifica con 44 punti, 2 in più del Gela a quota 42, poi c'è una piccola frattura con lo Sciacca fermo a 35, 29 Misilmeri, 28 San Giorgio Piana, 26 Castellammare e Parmonval, 25 il Marsala, 21 Castelvetrano e Accademia Trapani, 20 Partinica Audace, poi a 18 punti il Castelbuono che è la prima squadra in ottica play-out, San Vito 17, Oratorio San Giro e Giorgio 17, Castellaccia 16 e Lascari 6. Ricordiamo che Casteldaccia e Marsala hanno una partita in meno che recupereranno mercoledì alle ore 15 a Castellaccia. Quindi, mister, ti chiedo subito un'analisi quantomeno della parte medio-alta della classifica, quindi se ti aspettavi le vittorie di Gela e Athletic Palermo, che tra l'altro andremo a vedere tra poco le immagini, e poi la situazione in generale di Sciacca e Misilmeri, insomma, ottica playoff. Sì, assolutamente. No, le tre che stanno su stanno rispettando i pronostici di inizio stagione. Io vedevo lo Sciacca assieme alle altre due e pensavo che potesse essere una protagonista assoluta. Gela e Atletico confermano la bontà degli investimenti che hanno fatto. Hanno praticamente in rosa 2 squadre complete, può giocare chiunque, non cambia assolutamente nulla. Però, come avete detto benissimo prima voi, i risultati non sono, dico, in alcuni casi sono stati anche clamorosi. Però, ad esempio, domenica Atletico 1-0 con il Marineo, e il Marineo ha sfiorato il pareggio all'ultimo Poi sono la traversa. con la traversa. Così come il Gela con il Don Carlo è stata una partita molto tirata, sono state azioni da una parte e dall'altra, anche se all'inizio il Gela è passato meritatamente in vantaggio, però poi il Misilmeri ha venduto cara la pelle. Sì, tra l'altro il gol dell'ex al Gol 95esimo, Assolutamente, quindi sì. rende ancora più significativa la vittoria per il Gela, più bella per i dirigenti del Gela. Immagino anche Aurelio, che era ai tempi direttore del Misilmeri quando c'era Giuliano, adesso se l'è ritrovato, o comunque l'ha rivoluto lì a Gela, e poi Giuliano ti va a risolvere appunto questa partita. Forse è meglio che Sì, però partiamo dalla capolista. Partiamo dalla capolista 0-1 al comunale di Marineo, gol di Gianni Calagna in avvio di ripresa. Vediamo le immagini prodotte proprio dall'ufficio stampa dell'Athletic. Amici appassionati dell'Athletic Club Palermo, un saluto dal comunale di Marineo e benvenuti al racconto della terza giornata di ritorno del girone A di eccellenza. Si affrontano Athletic Club Palermo e Oratorio San Ciro e Giorgio. Parte forte la formazione di mister Filippo Raciti, qui il romano con uno dei suoi soliti lanci lunghi trova Bongiovanni nel ruolo di esterno sinistro, calcia con il destro, impegna Marino, prima conclusione in porta della capolista. Ancora l'Athletic in avanti, qui ancora Bongiovanni particolarmente ispirato, stoppa e controlla bene il pallone, l'appoggio per Valenza che di prima trova Concialdi nel rigore che con il sinistro calcia, ma trova ancora l'opposizione della difesa del Marineo. Athletic che fa la partita, qui Flores scambia con Spinola, venuto molto dietro a prendersi il pallone, poi calcia con il destro a distanza importante, pallone che sibila accanto alla porta di Marino. Athletic che va vicinissimo al gol del vantaggio, qui Concialdi da calcio d'angolo disegna una parabola perfetta, Pippo Raimondi di testa trova solo la traversa. L'ultima occasione del primo tempo è ancora di marca Athletic Club Palermo, Bongiovanni un fattore sulla sinistra, pennella il cross per Spinola che aggancia bene con il sinistro, calcia, non trova la porta. Secondo tempo che continua sulla falsariga del primo, qui Concialdi trova un pallone splendido per Valenza, carica il sinistro, Marino non ha problemi a disinnescare la conclusione. Athletic che trova la rete del vantaggio sullo sviluppo della successiva rimessa laterale, qui Calagna riceve il pallone, prima calcia, respinto il pallone e poi con un rimpallo trova la rete, il gol dell'1-0 che sblocca la partita, secondo gol in campionato di Calagna, probabilmente il più casuale
in cui della sua carriera, ma importantissimo per la formazione di mister Filippo Raciti. Che non ci sta e cerca il pari su sviluppo da palla inattiva, qui il traversone dalla sinistra, pallone che finisce di poco al lato della porta difesa da Romano, pericolo per l'Athletic che si riporta in avanti a cercare il gol del 2-0. Qui Valenza serve Spinola che calcia con il destro, impegna Marino che vola e leva il gol al numero 10. Il match è un ultimo sussulto al 95esimo di gioco, calcio di punizione per il Marineo, colpo di testa che si stampa sulla traversa, ringrazia Romano che poi abbraccia il pallone, è l'ultima occasione della partita. Triplice fischio del direttore di gara che sancisce altri 3 punti per la formazione di mister Filippo Raciti, pesantissimi sul campo del Marineo. Athletic Club Palermo che si porta dunque a 44 punti in classifica e che nel prossimo turno affronterà in casa il Città di San Vito Lo Capo. Questa traversa ancora trema al comunale di Marineo, buon per l'Athletic Palermo che comunque ha vinto su un campo difficile. Non era scontato perché il Marineo veniva da una brutta sconfitta nel derby contro il Misilmeri, quindi era chiamato a una sorta di reazione che c'è stata, assolutamente sì. E è chiaro che l'Athletic da un punto di vista dell'occasione ha meritato la vittoria, perché abbiamo visto soprattutto prima del gol di Calagna quanto aveva sprecato. Anche loro hanno preso una traversa con Pippo Raimondi, poi insomma il mister alla fine devi stare attento 95 minuti anche oltre, perché diciamo la sorpresa è sempre dietro l'angolo. No, con loro non devi mai abbassare l'attenzione perché in qualsiasi momento ti possono fare gol. Hanno tantissime frecce nel loro arco e praticamente chiunque è pericoloso sotto porta, anche i Difensori appunto come Giuliano, quindi il mister fa assist da buon trequartista. Giuliano che al 94esimo e 50 secondi praticamente tu eri lì Francesco, o comunque sia C'era un c'era bel Salvo, ragazzo quel bel ragazzo in che regia. tra l'altro ha pure sottolineato dobbiamo vedere a chi assegnare questo C'è gol. un nuovo caso Sì, Stassi sì. in casa Athletic, E ci potrebbe perché essere un nuovo caso Calagna, ci potrebbe il perché caso lui, Stassi e Calagna, perché sì, lui sì. Calagna se l'è segnato questo gol, ma dobbiamo far caso, insomma, dobbiamo E capire tra se altre cose noi veniamo da una settimana in cui c'è stato un caso marcatore, che è il gol che ha deciso la finale di Coppa Italia, esatto. perché diciamocela tutta, adesso non vogliamo fare i bastian contrari. L'Unitas Sciacca ha commesso un errore perché tutti sono in procinto di toccarla meno che Dennis Di Mercurio, eppure è stato assegnato il gol a lui. Dicevi bene i difensori, ma io estendo il discorso alla zona Cesarini, perché mentre l'Athletic si salva nel recupero, il Gela riacciuffa il -2 nel recupero. Pensa come si poteva intrecciare, che magari segna il Marineo, segna Giuliano e vanno Assurdo, no? pari, e invece, o magari non segna Giuliano e va +4 Athletic, e invece è rimasto tutto Tutto così. com'era, grazie appunto al gol di Simone Giuliano, gol dell'ex contro la Don Carlo Misilmeri. Vediamo le immagini prodotte proprio da noi di Sportisili. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Vincenzo Presti di Gela per Gela Don Carlo Misilmeri, giornata numero 18 del girone A di eccellenza siciliana. Passa la traiettoria, passa, entra in porta, il gol del Gela che sblocca il match con Cocimano 1-0 dopo 6 minuti, la rete direttamente sul calcio di punizione di Cocimano ha sorpreso tutta la difesa avversaria. Occhio al pallone dentro per Arcidiacono, finta, decisivo l'intervento di Cernia. Ma il Gela non ha problemi a riconquistare il pallone qui, non ha problemi Pellegrino ad effettuare la scivolata. Gueye se la allunga e può prendere campo. Il cross d'esterno, occhio alla traiettoria, oltre la traversa. E allora Privitera. Lancio profondo, Cocimano mette giù contro Basile il duello. Va sul mancino ancora Cocimano, dentro. Poi il tentativo di Arcidiacono. Servito da Arcidiacono, Savasta va con il sinistro.
Costantino davanti a lui, riesce comunque il cross in due a toccarla. Zummo oltre la traversa, calcio d'angolo, brivido, sale Cocimano a sinistra come punta centrale, addirittura Arcidiacono. Il destro da fuori di Cocimano sulla traversa. Privitera, Cocimano aspetta il pallone assieme ai compagni in area, ancora Privitera al cross dopo aver scambiato con Arcidiacono. Il colpo di testa fuori di Giuliano. E altro tiro di Cocimano sul fondo. Parte Lavardera verso la porta, stupendo il gol di Ivan Lavardera che non esulta da ex 1-1. Che punizione per il pareggio della Don Carlo Misilmeri, Ivan Lavardera. Ancora tutto invariato tra Partenico Dace e Casteldaccia, qui il colpo di testa di Savasta. Zummo, grande parata. Cerniglia, pallone per Mendola, il tiro da fuori, Colace, il pallone rimane in aria, lo spazza il Gela. Cross in mezzo, trattenuta la maglia di Gueye, Manfred esterno, fuori per il capitano dei biancazzurri. Apertura per Caronia che ha preso il post di Arcidiacono, pallone in mezzo, colpo di testa di Gigante che voleva far da sponda per Cocimano. Adesso Gueye, corre Manfred, fa sportellate con Giuliano, occhio alla diagonale per Lavardera, e 1 contro 1 con Colace. Lavardera oltre la traversa, occasione incredibile per il Misilmeri, va corto, Privitera scambia con Caronia, cross basso, allontana il Misilmeri con Cerniglia, la prende Caronia, serie di rimbalzi, il cross in mezzo, secondo palo, Agudiac ci ha provato, il pallone rimane nell'area piccola, allontana il Misilmeri. Pallone per Cocimano al limite, riceve il pallone, calcia, Zummo in qualche modo. Si continua. Cocimano, eccolo Gigante, un po' più libero, potrebbe metterla in mezzo, il cross e colpo di testa da parte di Caronia e ancora Zummo. Cocimano da uno sguardo in aria, anticipato Basile, cross in mezzo di testa, Zappala sul fondo. Basile ancora fuori, si continua adesso con Privitera che gira. Maidana, cross in mezzo, colpo di testa di Zappala, poi all'interno dell'area, è proprio lui, è proprio il Gela a fare 2-1 con Simone Giuliano, l'ex della partita che esulta. Il Gela rimane dietro, cerca di gestire questo pallone fino alla fine, si prova il cross, c'è il calcio d'angolo, ma soprattutto c'è il triplice fischio ufficiale, il 2-1 del Gela, soffertissimo sulla Don Carlo Misilmeri, l'ha decisa l'ex Simone Giuliano nel tempo di recupero. Vittoria anche per il Gela che quindi eguaglia il successo dell'Athletic che insomma per un'altra settimana ci manteniamo questo duello con 2 punti di distanza in attesa dello scontro diretto che spero che sia quello che decida più o meno non il campionato ma se una squadra deve rimanere prima o se ci sarà diciamo un qualche stravolgimento anche lì davanti. Mister, abbiamo parlato della zona medio-alta classifica, insomma abbiamo analizzato le squadre che lotteranno per vincere questo campionato o comunque sia fare playoff. C'è anche chiaramente da analizzare la zona medio-bassa, la classifica che è molto più folta come numero di squadre partecipanti a questo altro tipo di campionato, tra cui appunto il San Vito. Noi tra poco andremo a vedere quello che è successo all'Ascari tra l'Ascari e Castellammare, però appunto ti volevo chiedere, eccezione fatta che chiaramente togliendo fuori la tua squadra, che appunto è il San Vito, fammi più o meno un'analisi di quella che secondo te è la situazione là sotto, chi vedi con più probabilità di uscire da questa situazione delicata e chi invece secondo te fino alla fine lotterà diciamo per mantenere la categoria. Io penso che da Marsala in giù siamo tutti quanti invischiati in una... Marsala compreso. Con Marsala compreso, sì. Siamo invischiati in una lotta serrata per tirarci fuori dai playout. La matematica ancora non condanna il Lascari, conoscendo l'allenatore, anche la società che ha fatto investimenti in questo mercato di riparazione, venderanno cara la pelle anche loro in queste partite che ci saranno da qui fino alla fine.
non li vedo proprio fuori completamente. È chiaro che noi abbiamo affrontato già abbiamo fatto 2 scontri diretti e ho avuto modo di constatare come squadre come l'Accademia e la stessa Parmonval sono squadre ben costruite e ottimamente allenate. Perché devo dire che ci sono state delle difficoltà e le ho riscontrate soprattutto in queste 2 partite dove abbiamo fatto soltanto un punto. Io quando sono arrivato, come ben saprete, ho Sì. trovato una situazione Infatti questo era... che era un po' particolare, però di comune accordo con la società abbiamo cercato di mettere dei punti fermi, quindi non è andato via più nessuno e adesso da un paio di settimane abbiamo cercato di trovare quegli elementi che possono essere al caso, perché prendere tanto per prendere in questo momento non ci avrebbe dato sicuramente i frutti sperati. Sì, perché insomma, Francesco, non so se sei d'accordo, per quanto riguarda il San Vito, questa è una panoramica che voglio fare, diciamo, insieme a tutti a voi tre, a voi due. Ne parlavamo, Francesco, non so se ti ricordi la puntata quella pilota che abbiamo fatto prima di aprire la stagione di Localcio, parlavamo di questo San Vito che annunciava nomi altisonanti e ci chiedevamo, domandavamo chissà se questa diciamo propensione all'acquisto, all'ingaggio avesse diciamo un futuro più o meno duraturo. Ci aspettavamo che qualcosa non potesse proseguire in questa maniera, purtroppo è successo. Quindi ci siamo ritrovati ad agosto a ricevere, diciamo, tramite Facebook i vari annunci dei giocatori che prendeva il San Vito e ci siamo poi ritrovati a dicembre alla stessa maniera, però tutte le cessioni. Abbiamo visto Lavardera, Africano, Pizzolato, Calagna, dico tantissimi giocatori che ok Calagna che va all'Atletica e quindi chissà quello che succede. Però magari altri acquisti, per esempio Lavardera che va a Castelbuono o comunque sia Pizzolato che va a Castelvetrano, diciamo sono dei cambi di maglia per diciamo un uguale obiettivo. Cioè Pizzolato non va a Castelvetrano cercare di vincere il campionato come ha fatto Calagna, stessa cosa non possiamo dire Lavardera, non va a Castelbuono per fare i playoff, ecco, ma va anche per salvarsi. Quindi quello che mi chiedo è, e che ti ho chiesto pure poc'anzi, la motivazione per la quale questi giocatori decidono di cambiare aria piuttosto che rimanere lì. Tu chiaramente sei arrivato dopo Io sono arrivato dopo, questa però situazione. Salvo ci tengo a Sì. dire che la società mi sta mettendo a disposizione la possibilità di poter prendere i calciatori che io voglio. È Perfetto. chiaro che il mercato in questo momento non è che offra chissà che cosa, Chiaro. quindi qualche fedelissimo che ho avuto in questi anni, sia al Cuzzi che alla Folgore, e poi alcune occasioni che devo dire fortunatamente abbiamo trovato e che annunceremo anche la prossima settimana. Quindi è vero che sono andati via tanti giocatori, ma il San Vito è fortemente impegnato per tirarsi fuori dai playoff. Questo è importante, lo dico per appunto specificarlo perché chiaramente tante voci anche sbagliate, soprattutto sbagliate, possono pensare il San Vito stavano via tutti perché e poi ognuno fa le proprie illazioni. Invece è giusto avere qua un'esperienza del San Vito che spiega che non c'è nessun caso, tra virgolette, ma la società ha ben chiaro l'obiettivo che è quello della salvezza e quindi lo farà magari con altri giocatori. Assolutamente, no, il nostro direttore è impegnato costantemente alla ricerca di quei profili che io ho indicato, perché come ti ho detto prima, i microfoni spenti, non andiamo a prendere il calciatore tanto per prenderlo, per riempirci lo spogliatoio e quant'altro. Vogliamo soltanto quei giocatori che possono fare al nostro caso e che ci daranno sicuramente una mano per tirarci fuori. Francesco. Sì, dispiace tra l'altro perché noi l'abbiamo seguita la costruzione dell'organico, noi comunque partiamo dal presupposto che, non lo dico come ribadisco sempre perché è presente, però diciamo che già la presenza di Mister Colombo, che non me ne vogliano a San Vito, diciamo, è già una garanzia rispetto comunque a Mister Policani che ha fatto bene per quello che ha potuto fare. Adesso però la situazione è, almeno vista da fuori, complicata perché mancano sempre meno partite, ci sono tante squadre da sorpassare, è chiaro però che c'è la possibilità di costruire ancora questa salvezza, ci sono ancora tanti scontri diretti, ieri avete giocato uno, non l'avete vinto veramente per i dettagli, però già dalla prossima giornata, non dico dalla prossima giornata perché vai a giocare a Terrasini e penso che in questo momento giocare contro Athletic e Gela non si augura neanche al peggior nemico.
Troppo presto è arrivato. Però, esatto, però poi ci sono, dopo questa, se non C'è erro, la Folgore. 11 giornate in Sì. cui comunque poter costruire, 33 punti ancora. Sì, sì, no, i punti sono tanti, gli scontri diretti sono tanti e devo dire che noi ci stiamo preparando per affrontare questo Tour de Force in maniera seria. Eh, Non ho trovato una società depressa, assolutamente. E devo dire che il lavoro che ha fatto anche il mister Policani, ma anche Giovanni Comito prima, è stato sicuramente un lavoro che ha permesso di avere un bottino di punti, perché 16 punti, ho ereditato 16 punti, non erano comunque pochi. Sì, Quindi, sono d'accordo, quindi, insomma. Tra l'altro sono più o meno i punti che hanno tutte le altre, sì, chi più chi meno, un punto in più, un punto in meno, sono tutte lì. Mazzamuto, un grosso saluto a tutti e soprattutto al grande Salvatore Rifici, grazie Gabri e un grandissimo mister, un abbraccio, grazie, Gabriele grazie Mazzamuto. Gabriele. Antonio Ciccotto, Calagna è fortissimo e ne siamo consapevoli e siamo d'accordo. Francesco Manzella, ciao Francesco, il Gela meritava la vittoria, però perdere l'ultimo mezzo secondo fa sempre male. Pazienza, ci rifaremo domenica prossima, quindi è un messaggio Tra per te. l'altro, Sì, mi aggancio a Francesco che saluto perché a differenza di quanto è successo l'anno scorso, e qui parlo di zona playoff, lo Sciacca, indipendentemente da quello che sarà il cammino, tra l'altro si parla già di rinforzi per poter affrontare il doppio impegno, come ha fatto per esempio il Paterno l'anno scorso. Lo Sciacca in questo momento è la squadra che sta tenendo in vita il campionato, perché sì. attualmente grazie allo Sciacca si fanno i playoff, perché già ci sono, se ho fatto bene i conti, 13 punti tra Misilmeri e Gela, però la presenza dello Sciacca credo che mantenga viva quantomeno la Un playoff. disputa di seconda contro terza. Sì. In questo momento sono 7 punti tra seconda e terza. Sì, perché 42 Sì. Gela, E 35 35. Sciacca. Sì. Ha un cuscinetto di 3 punti la squadra Eh. di Galfano. Vedremo. E allora la domanda che faccio a Mister Colombo prima di andare a vedere le immagini è: secondo te playoff sì o playoff no? Secondo me sì. Io l'ho detto all'inizio dell'anno, lo Sciacca era tra le squadre che secondo me avrebbero insidiato le due, ovviamente, battistrade. E vedevo bene anche il San Giorgio Piana tra le squadre attrezzate, anche se poi nel tempo anche loro hanno avuto qualche cambiamento, però insomma esprimono sicuramente un gioco gradevole e stanno facendo i punti per salvarsi. Non è promossa anche il San Giorgio. Su questa ti Sì. voglio aggiungere una cosa perché l'ho saputa. Piana, per esempio, la vittoria ieri dello Sciacca è dimostrazione di forza perché lo Sciacca perdeva, stava perdendo 1-0 e poi ha ribaltato. Non era affatto facile perché comunque sia, venivi da una partita mentalmente e psicologicamente devastante, stancante come la fine di una Coppa Italia. Poi fortunatamente l'hai vinta, quindi diciamo che la stanchezza, l'adrenalina un pochettino te l'ha fatta anche passare, però andare a vincere una partita così difficile non era, soprattutto partendo in svantaggio, non era da tutti, quindi meno male per il campionato, perché non meno male per il San Giorgio Piana, che diciamo voglio dire una cosa per lanciare una freccia in loro favore. Ieri, non ricordo se sono 2 o 3, sono gli infortuni che ha dovuto subire durante l'arco della partita, perché si è fatto male Parisi, si è fatto male anche sta male Maltese, si è fatto male Graziano. Quindi diciamo che erano un pochettino in difficoltà numerica perché purtroppo la stanno accusando, quindi vuoi questo, vuoi il fatto che magari sono andati via dei giocatori che, tipo Balistrelli stesso, è uno di quelli che è andato via, hanno avuto un po' di difficoltà anche nel ricambio, nelle rotazioni. Però, insomma, complimenti allo Sciacca perché secondo me tu mercoledì eri presente da commentatore a questa partita, non era facile, diciamo, andare a vincere. Non era facile anche perché c'era un clima di festa totale anche ieri allo stadio. Ho visto che c'era l'iniziativa Fai la foto con la Coppa addirittura di mattina allo stadio. La squadra è stata accolta come un gruppo di eroi cittadini. Non era facile ritrovare la concentrazione, però lì, e qui sicuramente lo potrà confermare Mister Colombo, la bravura di un allenatore Esatto. e anche la capacità di tenere sul pezzo una squadra. Io ho parlato con Mister Galfano, ho parlato con Dennis Di Mercurio, loro c'erano già l'anno scorso quando Mister Galfano ha preso il posto di Bonfatto in una situazione molto complicata. Sì, sì. Ha preso in mano la squadra Angelo Galfano, ha avuto modo di mettere una toppa l'anno scorso perché tanto il campionato dal terzo posto al 12° era praticamente chiuso.
e quest'estate hanno lavorato benissimo. Sono anche stati sfortunati perché avevano tesserato quello che tra altre cose è stato il loro avversario di mercoledì, ovvero sia Gomez per l'attacco. Sono stati bravi a, diciamo, mantenere il puzzle ben costruito e io ritengo che nella stagione dello Sciacca ci sia tanto di Angelo Calfano. Sì, è un bravissimo allenatore. Bravissimo allenatore. Assolutamente, posso Certo, spendere due parole sullo assolutamente. Sciacca perché è anche una squadra dove io ho militato tanti anni fa e ci ho fatto l'eccellenza da calciatore. È sicuramente una piazza che vive il calcio in maniera molto calorosa, così come Castelvetrano. Insomma, sono delle cittadine che se c'è entusiasmo lo fanno vedere. Non si tirano indietro, riempiono lo stadio, come hai detto benissimo tu. E poi devo dire che lo Sciacca è stato ben costruito perché una coppia di difensori centrali come Mutu e Cipolla credo che insomma in Fortissimo. eccellenza ce l'abbiano pochissimi. Non credo che è allo stesso livello di quella che può avere l'Atletico D'accordo. e il Genoa. Mm. È vero, tra l'altro chiudiamo il cerchio e poi andiamo a vedere le immagini di Lascari Castellammare. Adesso ti parlo da direttore di Sportisili e ci tengo a ringraziare lo Sciacca e l'Avola che ci hanno consentito di produrre la partita, e voglio ringraziare le circa 10.000 persone che hanno guardato la partita. C'era una concomitanza con un'altra emittente, ringraziamo chi ha scelto noi per guardare la gara, quindi siamo molto contenti per il secondo anno di aver trasmesso la Coppa Italia di eccellenza, speriamo naturalmente di farlo anche negli anni a venire. Lascari Castellammare 0-1, marcatore Tore Messina. Terza giornata del girone di ritorno nel campionato di eccellenza Sicilia Girone A allo stadio Ilardo di Lascari. I padroni di casa affrontano il Castellammare per cercare di schiodarsi da quella quota 6 punti in classifica. Di fronte c'è però una squadra capace di fermare 7 giorni fa i vincitori della Coppa Italia, ovvero sia l'Unitas Sciacca, ma fin dall'inizio è la formazione di Davide Boncore a cercare, come state vedendo, con insistenza la via del gol, al punto che il Castellammare ad un certo punto al minuto 11 autocolpisce la traversa con un suo difensore. Se abbiamo visto bene si tratta di Caiozzo. Poi altra conclusione verso la porta da parte delle Lascari Cefalù al minuto 14 con il tiro di Corsino che si perde al lato. Al minuto 20 si accende però il Castellammare con questa azione, conclusione al volo splendida di Musso che colpisce la traversa. Poi si riaffaccia in avanti il Lascari Cefalù con questo cross tentato da Arena, colpo di testa di Portera e palla che sfiora il palo. Con le immagini prodotte da Pietro Piazza passiamo alla ripresa, c'è questo contatto nel cuore dell'area, protagonista ancora Arena, messo giù per l'arbitro, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e dall'altra parte 7 minuti dopo al 74esimo torna a brillare la stella di Tore Messina che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte il portiere Ba e porta in vantaggio il Castellammare. All'improvviso prova ad accendersi dall'altra parte il Lascari con questa conclusione dalla distanza di Ruffino che si perde di poco alta. Poi lo stesso Ruffino perde malamente un pallone, lo regala a Guaiana che alza la testa, vede Ba fuori dai pali, prova a batterlo, colpisce un clamoroso palo a porta praticamente sguarnita a 8 dalla fine, poteva essere il colpo del KO, invece dall'altra parte ci prova con un tentativo dal cuore dell'area Viera da Sousa, la palla che viene bloccata da Di Paola, poi erroraccio della difesa del Castellammare, ancora Viera da Sousa, salta Di Paola col pallonetto ma la palla finisce fuori e questo l'ultimo respiro della partita che sul rinvio di Faliba sente i 3 fischi del direttore di gara. Finisce il match, seconda vittoria consecutiva per il Castellammare, mentre sprofonda sempre più in basso il fanalino di coda all'Ascari Cefalù. Da Sportisili è tutto, alla prossima. Leggevo il messaggio di Maurizio Cardella che sostiene che negli highlights mancava qualche azione per il Marineo e poi sostiene pure che il gol, quello che ha fatto l'Atletic, non era regolarissimo. Insomma, di sicuro non era un gol pulito, che è stato un rimbalzo, però sull'irregolarità non sono d'accordo. Promettiamo che l'anno prossimo istituiamo la Moviola lo calcio. La Moviola in campo. No, la Moviola, facciamo i casi da Moviola, invitiamo un arbitro. Uno che si ritira. Anche perché vediamo che fa sempre chiacchierare la condotta arbitrale Sì. terrestre. Con tutte le partite che abbiamo sott'occhio
ci sta. Sinacori, mister Colombo meritava ampiamente di sedersi su una panchina importante, persona seria e grande lavoratore. Ti auguro di raggiungere i tuoi obiettivi e ti auguro di arrivare dietro la Folgore. Un abbraccio a Stefano, ci vediamo presto a San Vito. Ok, Nino, tranquillo, ti aspetto a San Vito. Vai Francesco, perché diciamo leggiamo Eccellenza B e Sì. poi sempre prossimo. Sì, partiamo dicendo che c'è stato un rinvio, quello di Aci Sant'Antonio Gioiosa, poi sul campo Real Siracusa Mister Bianco 4-1, Avola Leonzio 2-1, quindi subito riscatto dopo la sconfitta di Coppa, Leonfortese Mazzarrone 1-1, Milazzo Rosmarino 1-0, Modica Ionica 3-1, Nebros Atletico Catania 3-2 e infine Palazzolo Vittoria 1-2 per una classifica che recita Milazzo 41, Modica 39, Vittoria 36, Avola 34, Nebros 32, hanno vinto tutte e 5. Poi Atletico Catania 27, Ionica 24, Palazzolo e Gioiosa 23, Leonfortese 21, Leonzio 20, Rosmarino 17, Aci Sant'Antonio 14, Mazzarrone e Real Siracusa 13. Chiude il Mister Bianco con 6 punti. Allora, promozione. Noi che ci vediamo, Franci, come highlights. Big match Il di Bagheria, sabato. perfetto. Ora, a me da qualche settimana a questa parte piace particolarmente parlare di promozione, perché a me piace parlare di promozione quando tra le due litiganti c'è sempre la terza che gode. A me piace tifare per quella che non ti aspetti, perché ormai è inutile parlare di miracolo. Stamattina chiacchierando al telefono con Piero Gatto, mi ha detto non chiamatelo più miracolo. È vero, perché è una realtà, non è più un miracolo Montelepro, perché è effettivamente È una realtà. una certezza, bravissimo. Una realtà perché è andata a vincere 4-1 in quel di Palermo contro lo Sport Palermo, una partita complicata come lo stesso Piero Gatto al telefono mi raccontava, e che comunque sia permette al Montelepre di mantenere la testa della classifica. E non è facile, caro Stefano, correggimi se sbaglio, perché una cosa è essere secondo in classifica e quindi comunque sia hai la pressione, ma relativamente, perché devi inseguire la pressione che c'è quella che sta sopra. Quando tu invece sei primo e il giorno prima ti gioca la seconda che ti vince, quindi ti mette il fiato sul collo, quindi giocare il giorno dopo sapendo che ti ha raggiunto la detta concorrenza non è facile, soprattutto per una squadra che non ha nel proprio pedigree il lottare, comunque sia il lottare per la promozione o comunque sia per un cambio di vertici. Quindi la vittoria di ieri, secondo il mio modesto parere, ha un valore ancora maggiore rispetto a quello normale. Dimmi Sì, no, assolutamente sono d'accordo con quello che hai detto. È una prova di forza Bravo, esatto. assoluta del Montelepre, ben guidato da Giuseppe Guida, che sta facendo assieme a Piero un lavoro stupendo. Devo essere sincero, quest'estate ci siamo sentiti spesso con loro perché insomma quando dovevano prendere qualche calciatore, qualche consiglio me lo chiedevano, ma non tanto perché loro comunque sapevano la qualità che andavano comunque a incontrare. E devo dire che io, hai detto bene, il terzo incomodo, diciamo che un po' tutti stiamo facendo il tifo per il Montelepre perché non ce l'aspettavamo. E così pure è importante sapere che c'è una società forte come il Bagheria che Esatto. sta rientrando nel calcio che conta, perché una piazza come Bagheria che ancora sta in promozione onestamente non è giusto. E quindi spero che poi alla fine entrambe vadano su. Sono d'accordo con te, dico, purtroppo in questa settimana a fare la spesa c'è il Regina Mundi che ha perso uno sconto di diretto. Eri tu presente, Francesco, quindi raccontaci più o meno la partita con le parole, poi vedremo le immagini perché è stata abbastanza netta 3-0. Allora, è stata una partita, io mi rifaccio alle parole che ha speso poi ai miei microfoni Angelo Tomasello a fine partita. Lui ha detto, secondo me, ha descritto la partita perfettamente, in quanto ha detto l'espulsione a freddo di Vitale dopo 3 minuti ha dato la carica a Regina Mundi. Regina Mundi ha giocato 35 minuti alla grande, secondo me. Poi è arrivato il gol di Stassi, che tante cose partiva dalla panchina. Perché ha optato per l'attacco leggero. Non è la prima volta, anche la Sì, settimana sì, scorsa, è vero. Ha optato per l'attacco leggero Tomasello all'inizio perché ha messo Caracappa Gallina e Lucera con Giglio e ruotavano tutti e quattro a fare la punta. Tante cose è fatto male Samuele Caracappa. È un periodo maledetto per lui. È iniziato malissimo questo 2025. Una volta che segna Stassi, poi la partita cambia perché tra l'altro
Il Regina Mundi anche nel secondo tempo ha avuto le palle per pareggiare. Cagnina ha fatto un miracolo su Mercanti, altro giocatore misterioso, giocatore che fa panchina in promozione ed è veramente un mistero, ma è anche la conferma di quanto sia forte il Regina Mundi. Poi è arrivato il colpo del KO, perché nel giro di 3 minuti segna di nuovo Stassi, poi segna Giglio su respinta sul tiro di Stassi, lì la partita finisce. Sono d'accordo con voi sul discorso Regina Mundi, Bagheria, Montelepre. Il Montelepre ha vinto una partita che al momento in cui segna lo Sport Palermo 1-1 qualcuno potrebbe pensare si è rotto qualcosa, si è rotto l'incantesimo, invece risegna Piz, segna Rossomando, insomma è una favola che continua. Direi a questo punto vediamo le immagini da Bagheria e poi torniamo anche a parlare, perché ci sono anche tanti altri risultati interessanti come la vittoria dell'Aspra. Il campionato è molto divertente. Intanto vediamo le immagini di Bagheria e Regina Mundi. Uno scontro al vertice come previsto alla vigilia, ma con un grande imprevisto chiamato Montelepre davanti ad entrambe, che devono vincere non tanto per scappare quanto per evitare di farsi scappare. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati allo stadio comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Regina Mundi, anticipo della terza giornata del girone di ritorno del campionato di promozione Sicilia Girone B. In nero-rosa, ovvero sia Gabriele Cipolla, che lo ha voluto anche fortemente. Qui intanto attenzione all'avanzata da parte di Giglio, conclusione mancina, la palla che prende il giro verso l'esterno e va sul fondo. Primo c'è stato un contatto a centro area, è finito a terra, se ho visto bene Florio, c'è un rosso, c'è un cartellino rosso, è rosso per Vitale, rosso per Giovanni Vitale, che dunque lascia in 10 dopo 5 minuti la sua squadra. Incredulo Peduro, Giovenco di prima il suo cross, la tocca per Ricone, poi Costa la fa scorrere, reclamano un tocco con la mano i giocatori del Regina Mundi, anche se in maniera abbastanza timida. Il tiro cross di Mustacciolo dalle parti di Cagnina, che anticipa anche l'intervento di Clemente. Cincotta finge di andare indietro, poi appoggia in profondità per Di Liberto, che posizione regolare. Di Liberto calcia la parata di Cagnina, di Giorgio, palla in verticale a cercare Caracappa, compagno uscito, è stato anticipato però, e allora attenzione alla palla calciata verso l'area, il salvataggio, se ho visto bene, di Antona, decisivo in questa circostanza. Questa rimessa adesso per Giglio, che si gira e crossa, pallone che arriva in area, Stassi, controllo, Stassi si gira e tira! Giorgio Stassi, sono 99 in carriera per l'attaccante del Bagheria, che all'improvviso trova il gol del vantaggio, passa la squadra di Tomasello con il suo bomber, con il suo capitano. La tribuna del comunale di Bagheria che sta prendendo una forma sempre più vicina alla sua definizione. Intanto Lucera va a puntare, Lucera converge, vince un rimpallo, Stassi, la respinta di compagno, calcio d'angolo. Più basso tasso di rischi possibili il Regina Mundi, che adesso corre con Mustacciolo. Namio sterza, se la porta sul sinistro, ancora Namio, punta Andrada, lo salta, Namio, sinistro di Namio, palla che scende troppo tardi rispetto alle intenzioni del numero 10 ospite. Tutto negli ultimi metri il Bagheria, compresi i 2 giocatori in barriera, ne manda 6 a saltare invece Regina Mundi. Fischia l'arbitro, la battuta verso l'area di rigore, colpo di testa di D'Antona che ha anticipato Cagnina ma non ha trovato la porta. Sia Peppe Durro, intanto il lancio, prova a cercare Lucera che riesce a far sponda, Gallina, palla di ritorno, Lucera è sul fondo, mette in mezzo, compagno, la mette in angolo con l'uscita bassa. La battuta di Perricone verso l'area, cerca Stassi, di testa Morales, poi Giglio, Rama, palla per Stassi, area di rigore, Stassi calcia, la respinta di compagno della copertura della tribuna principale. Lucera va a puntare, Lucera converge ancora, Lucera a destro, blocca compagno. Alla corsa da parte di Stassi che vede il movimento di Lucera, a vuoto qui Antona, Lucera davanti a compagno che lo ipnotizza, gran parata, azione che continua, Giglio sopra la traversa, doppia occasione per il Bagheria per chiuderla. Per
evitare problemi, è già ammonito Raimondo Lucera. Namio intanto dall'altra parte corre, palla in aria, Mustacciolo, c'è stato il tocco, le proteste per questo la battuta dalla bandierina con Marco Clemente che attacca il primo palo, la palla diventa buona per Pumo che calcia, rimane lì il pallone, il miracolo da parte di Cagnina sul tentativo di Mercanti ad un passo dal pari Reginamundi. Esiste stata una carica, poi Lucera appoggia per Fiorentino può avanzare, Bartoloni, triangolo che si chiude, Fiorentino, palla in mezzo e adesso sì, doppietta di Stassi che si avvicina alla quota 100, l'esultanza del bomber e capitano del Bagheria che all'improvviso nel momento di maggiore sofferenza trova il gol del 2-0. Praticamente con l'uomo in meno dall'inizio della gara la squadra di Cipolla, che comunque ha giocato ad armi quantomeno pari, è in posizione regolare Stassi in aria, Stassi in mezzo, palla lì e arriva il terzo gol con Giglio che raccoglie la respinta su Stassi, fa 3 il Bagheria e adesso la chiude davvero con il Cilgai Raffaele Giglio, 3-0. Duro Pirrotta, la pressione, riesce a tenerla Pirrotta, ma per l'arbitro basta così e allora il Bagheria si aggiudica con il risultato di 3-0 lo scontro diretto contro il Reginamundi. Buonasera e sempre complimentissimi per l'unica trasmissione degna di nota che parla seriamente di calcio dilettantistico, il buon Mauro Gagliano, al quale mandiamo virtualmente un bacio. Poi Mauro Gagliano la sgancia. Sì, poi la sgancia. Tanto Mauro Gambino studia il grande uomo di calcio. Conosciamo, penso riferito a te. Sì, Mauro sì, Gagliano ti saluta, sì. Ciao Mauro. Scusate lo sfogo, ma senza nulla togliere al mister guida al Montelepro a Pirse, che è indubbiamente un ragazzo fuori categoria, che ha visto la partita è testimone. I dei del pallone, chiaramente, non sono con noi, anche perché ogni settimana la terna che ci mandano è devastante. La signora Gianquinto per l'ennesima volta si è resa protagonista di una presunzione e arroganza vedendo un rosso all'inizio della partita che non ha visto neanche l'avversario, e il signor Benvissuto ha completato l'opera con un arbitraggio degno di una terza categoria, ma noi non molliamo. Mauro è il paladino della lotta agli arbitri, che ogni settimana purtroppo ci segnala degli episodi non del tutto positivi, delle sviste. Quindi Mauro, tu sei in ambito federale molto competente, quindi chiaramente farai i tuoi dossier e sono sicuro che già gliel'avrei mandati, però a noi dispiace, purtroppo più di dire quello che diciamo ogni settimana, che la categoria è quella che è, non possiamo fare altro. Io a proposito dello Sport Palermo voglio lanciare una provocazione, sì, che è la seguente. Dammi la camera, Geraci, dammi la camera. Allora, posta la natura e i grandi apprezzamenti nei confronti del compianto Maurizio Zamparini da parte del vicepresidente dello Sport Palermo, e posti gli ultimi risultati, attenzione, la mia non vuole essere un attacco, non vuole essere una provocazione, posti gli ultimi risultati dello Sport Palermo, e visto che si sta ritrovando improvvisamente e immeritatamente, secondo me, nella zona medio-bassa della classifica, c'è il rischio che Paolo Scalia rischi la panchina dello Sport Palermo? E se sì, perché? Allora, io settimana scorsa ho lanciato questa bombetta che poteva essere rischioso, poi so che tutto è rientrato, per fortuna di Paolo, però se adesso è ritornato sulla graticola non lo so, quindi se Mauro lo può dire, chiaramente penso che non lo possa dire così pubblicamente. Poi è chiaro che una società può anche prendere dei provvedimenti, dico. Ne abbiamo viste anche di peggiori come scelte. Noi vediamo spesso società che si fanno prendere letteralmente dalla paura di non farcela e cambiano allenatore così, Sì. convinte che sia la panacea di tutti i mali. Non lo so se tu hai vissuto situazioni del genere o da vittima o diciamo da persona che sì, penso dall'albalzo. Assolutamente sì. Però come dicevo prima a Salvo, subentrare non è facile. Già. Cioè, non è che arrivi e soprattutto quando hai poco tempo per fare mercato e quando siamo a poche partite dalla fine. Tanto Mauro scrive nessun rischio. E allora? E siamo contenti per Paolo, ti salutano Butera e Negri. No, perfetto. Uno che subentra anche bene è Pagano.
lo possiamo dire Peppe, non lo dico io ma lo dicono i risultati, perché l'Aspra ieri ha vinto l'ennesima partita per 3-1 contro il Bagheria 90-011, a proposito di squadre diciamo che sono un pochettino in difficoltà E che hanno cambiato allenatore. Sì, però scusatemi, qui però devo intervenire, l'allenatore è buonissimo. L'allenatore è top, l'abbiamo pure avuto qua. Sandro Tarantino non si discute. Sandro è entrato in una situazione difficoltosa, lo sapeva lui, lo sapevamo tutti, e siamo convinti che in un modo o in un altro riuscirà a risolvere la situazione. Ce l'auguriamo sia per Sandro che per il Bagheria 90-011. A che ci siamo, leggiamo i risultati. Salvuccio, il Bagheria ha vinto 3-0 con Regina Mundi. Tra l'altro una riflessione, all'andata forse è finita pure 3-0 e il Regina Mundi era pure, in quel caso era il Bagheria, è rimasto in 10. Sì, parlavamo proprio di questo, 3-0, in quel caso però 3-0 a primo tempo. In quella che è stata la partita forse più difficile per il Bagheria fino a quel momento là, la prima sconfitta stagionale, con l'uomo in meno. Fotocopia, e tra l'altro a proposito dell'Aspra, Aspra e Cus Palermo sono appaiate al quarto posto. E si sono avvicinate a Regina Mundi. Sì. Adesso leggiamo quindi 3-0 Bagheria, 2-0 del Valderici a proposito di Gabriele Butera, quel di Terrasino contro Renzolo Piccolo, altro gol di Gabriele, 2-0 del Progetto Giardinello che continua a vincere, 2-1 contro la Margheritese, 3-1 dell'Aspra sul Bagheria, doppietta del Bionda e gol di Monti, 2-0 del Fulgatore sull'Alcamo, 2-0 del Cus Palermo sul Mazzara, e poi abbiamo detto il 4-1 del Montelepre sullo Sport Palermo. Montelepre 40 punti, 37 Bagheria, 33 Regina Mundi, che quindi si allontana dalla vetta di 7 punti e di 4 rispetto al secondo posto. L'Aspra si avvicina perché adesso è a 5 punti dal Regina Mundi insieme al Cus Palermo. Fuori dalla zona playoff Progetto Giardinello a quota 24 insieme al Fulgatore, che anche qui Fulgatore è riuscito a trovare un trend positivo, che è riuscito quindi a togliersi dalla zona pericolosa della classifica, che vede invece un Alcamo e Margheritese a quota 19, Sport Palermo a quota 16, Mazzara 13, e poi in zona playout in questo momento appaiata a quota 12 punti Bagheria 90-011 e Valderice, ultima a quota 9 il Renzo Lo Piccolo. Tra l'altro due grandi vecchietti sono resi protagonisti nell'ultimo turno, perché Gabriele Butera continua a segnare al Valderice e ha esordito col botto Seccum con la maglia del Borgetto, regalando la vittoria alla sua squadra nell'anticipo di sabato. Non abbiamo detto una cosa che dovevamo dire poc'anzi a proposito della Carel di Giorgio Stassi, tu l'hai menzionato, perché Stassi ancora deve raggiungere la terza cifra. Stiamo allestendo il ring per il duello dell'anno, altro che Logan Paul contro Mike Tyson. Il duello dell'anno è Salvo Geraci contro Giorgio Stassi, perché a dire il vero non ridere Stassi è a quota 99 come l'almanacco Geraci suggerisce, Geracipedia, e quindi la prossima settimana, se Dio vuole, glielo auguriamo, può arrivare a quota 100 e quindi ci togliamo di mezzo sta storiaccia, veramente. Anche se secondo Stassi lui è addirittura a quota 103, ma Giorgio, gli autogol valgono autogol. Possiamo far fare un nemico in più a Salvo. Possiamo. Perché a fine partita io sono sceso sul campo a parlare tra gli altri, visto tanti amici dell'una e dell'altra parte, ho parlato con Giovanni Vitale, che ha urlato per tutta la partita: non ho preso una munizione per tutta la stagione. Invece Geracipedia sostiene che Giovanni Vitale, prima di prendere il rosso contro il Bagheria, aveva preso una munizione. Quindi se Giovanni ci guarda spesso, è un nostro grande amico, se ci stai guardando, se vuoi ribattere, noi siamo. Giovanni, sei un falso, quindi, perché un giallo l'hai preso, questo lo possiamo dire, così come Giorgio Stassi. Tra l'altro Salvo si è messo la felpa gialla, perché è infame. Come il cartellino. Allora, ti lascio col tuo ossigeno precario, perché andiamo a leggere quelli che sono i risultati delle classifiche. Vai. La promozione B, C e D, perché comunque sia soprattutto il girone C è quello che ci interessa rispetto agli altri due, perché insomma c'è l'accoppiata Serio Velardi, Serio Carioto, Serio Lupo, Serio Marrone, ma Serio e basta, che continuano a macinare. Partiamo però col girone B in ordine alfabetico. Risultati della 16ª giornata: Atletico Messina Polisportiva Sant'Alessio 0-1,
Valdinisi Promende 1-2, Monforte San Giorgio, Città di Galati 2-0, Sant'Angiolese Messana 0-2, Città di Villafranca Orlandina 3-2, Aluntina Mistretta 2-1, Nuova Rinascita Acquedolcese 0-1 per una classifica che recita Messana 42 punti, San Fratello Acquedolcese 41, poi il vuoto per arrivare al Promende a 29, poi Orlandina 28, Monforte San Giorgio 27, Mistretta 25, Valdinisi e Città di Villafranca 24, Sant'Angiolese 23, Galati 13, Atletico Messina 12, Nuova Rinascita 10, Aluntina 9, Polisportiva Sant'Alessio 6 punti, Girone C. Qua casomai non si fanno i playoff. E qui in questo momento non si fanno, e forse Sì. non si fanno neanche i, no, sì, playout si fanno perché comunque c'è 10 e 9, sì. Sì, infatti. Girone C con la vittoria del Belpasso sul Santa Domenica Vittoria 1-2, Aragona San Pietro Calcio 6-1, Calcio Santa Maria Giarre 3-3 e Camarat Villarosa San Sebastiano 3-0. Questi risultati fondamentali in chiave vittoria del campionato. Riposto Nicosia 0-1, Serra di Falco Casteltermini ha riposato il Gemini per una classifica che vede il Camarat a 36, Giarre 33, quindi non solo il sorpasso di domenica scorsa ma anche l'allungo per i biancoblù di Mister Sclafani. Aragona 26, Nicosia 25, Belpasso 24, Gemini e Villarosa San Sebastiano 20, Santa Domenica Vittoria 19, Calcio Santa Venerina e Casteltermini 17, Serra di Falco 16, Riposto 11, San Pietro Calcio 1 punto, Girone D per chiudere, Aci Bonaccorsi contro Aci Galatea 1-2, Priolo Gargallo Frigintini 2-1, Aci Catena Gimnica Scordia 1-1, Canicattini Scicli 3-2, Niscemi Vigor Gela 4-2, Noto Pro Ragusa 1-0, chiude Santa Croce Atletico Megara 0-3, classifica che vede il Niscemi a 45 punti sempre più solo in testa, Megara 35, Priolo 31, Pro Ragusa 27, Vigorgela 24, Aci Catena 20, Vigorgela 25, Cicatena 24, Noto 22, Cicli e Giminica Scordia 18, Santa Croce 16, Aci Galatea a 15 e poi terzetto a chiudere a quota 14, Aci Bonaccorsi, Cani Gattini, Rigintini. Respira Francesco perché noi siamo addirittura d'arrivo, l'orario è quello che diciamo solitamente facciamo quando arriviamo alla fine della lettura dei gironi di promozione. Ti volevo chiedere, Stefano, tu arrivi, hai lasciato diciamo l'anno scorso una società diciamo secondo me anche in linea con quelli che erano i programmi, ovvero quelli della salvezza, poi per vicissitudini che tu solo saprai hai lasciato una panchina, adesso ne hai ritrovato un'altra a stagione in corso, quindi quello che ti volevo chiedere io, la differenza, e ce la spieghi magari a chi ci ascolta da casa e anche a noi qui presenti, la differenza tra il programmare una stagione a luglio, ad agosto, diciamo, con quelle che sono le tue idee, e poi quella invece totalmente opposta del ritrovarti in una situazione a stagione in corso, quindi un allenatore della tua esperienza, comunque sia, cosa deve fare? Adattarsi a quello che c'è, che è quello che trovi dal punto di vista del materiale tecnico, perché chiaramente magari tu hai in testa un'idea di gioco, la devi adattare a quella che sono i tuoi giocatori, o comunque sia stravolge eventualmente le tue idee per far sì che la squadra si esprima al meglio. È chiaro che programmare la stagione dall'inizio è la cosa migliore, perché è il momento in cui vai a dare quei principi che poi durante l'anno i calciatori avranno e si riconosceranno in campo. Devo dire che ho trovato grande disponibilità anche in questa esperienza a San Vito. E, abbiamo cambiato modulo, ma è chiaro che ho visto che c'era la predisposizione per poterlo fare, c'erano le qualità, quindi ho cercato di adattare le mie idee alla qualità dei ragazzi che ho trovato. Dal punto di vista fisico, credo che sia quello realmente il problema più importante, perché non sai mai cosa vai a trovare dal punto di vista degli infortuni, e soprattutto se c'è un lavoro fatto precedentemente. Quindi è quello secondo me dove magari un allenatore che subentra ha più difficoltà. Dal punto di vista tecnico no, perché oramai i ragazzi sono abituati a cambiare tanti allenatori, a fare tanti sistemi e tanti moduli e si riconoscono in campo, anche nei lavori che oramai insomma sono un po' uguali per tutti. Devo dire che l'anno scorso alla Folgore io ho lasciato una squadra con 3 punti sopra la zona
play-out e 5 sopra la zona di retrocessione, quindi ero in linea assolutamente con quanto mi aveva chiesto la società, però poi ognuno va per la propria strada. Ci ritroveremo fra 2 settimane, ci abbracceremo, insomma, amici come prima. Francesco. Sì, io ho una curiosità perché approfittiamo del fatto che ci sono spesso tanti allenatori che vengono qui allo calcio ed essendo comunque un operatore nel campo della comunicazione, avendo a che fare stretto contatto con le società, noto che è sempre più forte la richiesta delle partite, delle immagini delle partite, proprio per studiare se stessi prima ancora dell'avversario. Noto che spesso e volentieri gli allenatori chiedono subito la propria partita per vedere, per fare la cosiddetta sala video. Ti chiedo in questo senso, visto che comunque già da qualche anno alleni, forse è un po' presto definirti della vecchia guardia, però comunque fai parte della generazione precedente a quella dei Vittorietti, dei Tarantino, insomma. Ti chiedo come si sta evolvendo la figura dell'allenatore dal punto di vista intanto della preparazione al ruolo, quindi prima ancora dell'allenare in settimana, dell'allenare in partita, e come si potrebbe ulteriormente evolvere la figura dell'allenatore, visto che ormai anche in eccellenza, parliamo di dilettantismo, comincia a essere sempre più frequente la figura del match analyst, gli allenatori ormai per buona parte viaggiano col proprio staff, prova ne sia per esempio Filippo Raciti che viaggia col suo staff da Catania ormai ovunque. Ecco, come si sta evolvendo rispetto per esempio a quando hai iniziato tu? Ma io, come ben saprete, ho fatto tantissimo settore giovanile, di cui 5 anni nel Palermo Calcio. Stiamo parlando degli anni di Maurizio Zamparini. Il Palermo era la quinta città d'Italia come squadra in assoluto in Serie A, noi stavamo piazzati sempre in quelle posizioni e come settore giovanile ehm, era un po' il fiore all'occhiello per il Sud Italia, uno scudetto vinto, le squadre nazionali sempre tra le finaliste, quindi devo dire che già quello è stato un percorso io la definisco la palestra. Cioè, chi fa settore giovanile in un certo modo, si può vedere anche con allenatori come Giuseppe Vigneri, come lo stesso Vittorietti, che è giovane, ma viene già da un background di lavoro e di conoscenze importanti, con una sua metodologia di lavoro che riesce benissimo a portare sia con i ragazzini che con gli adulti, perché poi le esercitazioni alla fine sono sempre quelle, devi essere bravo ad andarle ad adattare alle categorie che alleni. È chiaro che l'aspetto dove secondo me in futuro l'allenatore dovrà lavorare di più è quello mentale, perché lo staff tecnico, come hai detto benissimo tu, oramai è ricco, perché chiunque ha uno staff allargato, match analyst, secondo, preparatore atletico e quant'altro. Ma l'aspetto mentale credo che sia quello dove ognuno di noi dovrà un po' andare a investire. Io già l'ho fatto, mi sono portato avanti, mi sono fatto un bellissimo corso di mental coach durante il Covid e ho arricchito delle conoscenze che mi servono tantissimo nella gestione del gruppo. Sì, tra l'altro è la classica figura dello psicologo, anche Sì. diciamo nei professionisti, ormai fa parte. Sì, è parte integrante del lavoro settimanale e giornaliero della scuola. Va sdoganato questa cosa perché viene vista come una cosa, come se fosse un problema rivolgersi, diciamo, a un professionista del settore, quando invece più che un problema è uno che ti risolve i problemi. Quindi non è che tu vai lì perché hai un problema, ma vai lì perché magari vuoi anche aumentare quella che è la tua prestazione, vuoi aumentare quelle che sono le performance. Quindi io penso che sia anche un valore aggiunto più che una risoluzione di un problema, sia migliorarlo una prestazione. Assolutamente, va a lavorare sulla prestazione. Esatto. E diciamo che l'obiettivo del mental non è tanto quello di, come ha detto benissimo, di curare, ma è quello di tirare fuori. È proprio la maieutica che è poi quello che Socrate praticamente insegnava come filosofia delle partorienti, cioè tirare fuori il meglio che ogni atleta, uomo ha dentro di sé. Si parla tanto di motivazioni nel calcio, tu hai motivazioni, quella motivazione è motivazione intrinseca.
Bravo. Non esistono le pilloline di motivazione, non le vendono in farmacia. Anche È perché un Stefano, allenatore che ti motiva, non esiste, correggimi ragazzi. correggimi se sbaglio, ognuno ogni essere umano, in questo caso ogni calciatore, ha un modo diverso per trovare la motivazione, cioè anche perché un allenatore stesso, tu vai da Bulates e gli dici una cosa in una determinata maniera, poi vai da Balister e gli dici un'altra per ottenere lo stesso obiettivo, perché non tutti recepiscono alla stessa maniera. Devi essere bravo a toccare le corde giuste Esatto. come ognuno. E questo è fondamentale, quella cosa che hai detto prima tu del lavoro esterno. Quando tu scegli prima l'uomo e poi il calciatore. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche noi nel nostro piccolo adesso a San Vito, e non andare a riempire uno spogliatoio che magari poi ti diventa una polveriera, Bravo. non riesci più a gestire. Tutto d'accordo, chiaramente. Io leggo gli ultimi messaggi, poi Sì, possiamo anche passare ai saluti. Squadra e mister Mauro, per sottolineare il fatto che Scalera non si muove, dice che viaggiano alla stessa maniera, viaggiano insieme, e poi dice, ripeto, chi ha visto la partita, nonostante loro erano in 10, sembrava al contrario. Dice, noi in 11 e loro in 10, però conta il contatore e quindi complimenti a loro. E qua poi Butera sottolinea il fatto che Sandro Tarantino è un grandissimo allenatore, senza dubbi, anche perché lui pochissimo tempo l'ha avuto anche a Bagheria, poi ha lasciato la squadra, si è accorto del grande lavoro che fa Sandro, tra l'altro è un tipo di lavoro molto simile a quello del futsal, perché come sia lui sì. viene da quel mondo. Sandro è stato un grandissimo allenatore di futsal, lo è stato e lo è ancora di 7 regioni, e io sono sicuro che lo sarà anche di questo tipo di mondo. Anzi, io spesso, perché con Sandro abbiamo un ottimo rapporto, io dico, a prescindere da come stai vivendo questa avventura, diciamo, non deve essere il punto di arrivo, ma deve essere soltanto il punto di partenza. Non ti abbattere le difficoltà che puoi affrontare in una situazione difficile come quella di cercare la salvezza in promozione, ma cerca ulteriori motivazioni anche negli anni futuri, perché magari uno si può abbattere e dice, ah, sto andando male, forse non vado bene, forse di qua, forse dice no, non è così, perché Assolutamente, devi anzi continuare. ho avuto modo di parlare tanto con Sandro, perché è uno di quei ragazzi con cui ho avuto la fortuna di lavorare nel periodo della Fortitudo Sì. Bagheria. C'era Mister Vigneri, Tarantino, e c'era anche Toto Canfarotta, che è un allenatore che in questo momento sta lavorando nel settore giovanile, ma 2 anni fa ha vinto il campionato di prima categoria col Bagheria. È un altro che meriterebbe forse Assolutamente, un'opportunità. quindi dico, ci sono in prospettiva degli allenatori importanti che sicuramente nel tempo sentiranno parlare. Perché insomma è arrivata anche l'ora, diciamo sempre, larga ai giovani, Io faccio un raffronto, no, con Vigneri, Vittorietti, mister ha citato Canfarotta, tanti allenatori giovani. Io faccio sempre riferimento con quelli che sono gli allenatori della nuova generazione, gli ex calciatori diventati allenatori, per esempio in Serie A, i vari Italiano, Palladino, lo stesso Zanetti, eh, sì, Nesta magari un po' meno, però nel senso Aquilani, insomma, tutti giocatori, tutti allenatori giovani che stanno facendo la cosiddetta gavetta, perché tu hai nominato Nesta che ha fatto Reggiano, ha fatto Monza, Palladino ha fatto Monza, Italiano ha fatto Spezia, Bologna, Trapani, e adesso fa la Champions League a Bologna. Tutti allenatori che comunque sono passati da stagioni difficili, perché comunque Italiano si è dovuto salvare alla Spezia e alla fine ce l'ha fatta, Palladino ha salvato il Monza. Lo stesso alla fine fanno i vari Vittorietti, che deve salvare la super giovane, Vigneri che a mio avviso, se avesse avuto i mezzi che sta avendo adesso Mister Boncore, probabilmente avrebbe potuto far lottare, come sta facendo lottare Mister Boncore e Lascari. L'anno scorso ha salvato il Marineo, e non ce lo dimentichiamo, Vigneri con mezzi a mio parere nettamente inferiori a quelli che ha l'attuale Marineo con Dino Marino. Quindi sì, io penso che alla fine un po' di sofferenza ci vuole. C'è chi direbbe chissà cosa riuscirebbero a fare allenatori che fanno giocare bene la loro squadra con un metodo come Vigneri, Vittorietti, con squadroni come il Gela, come l'Atletico, come all'inizio dell'anno scorso. Io invece penso ben vengano per loro, tu magari potrai dirmi se è corretto oppure no, ben vengano per loro stagioni di sofferenza come quelle stanno vivendo ora, perché poi quando un giorno finalmente avranno quel che meritano, quindi squadre più forti, più attrezzate, si ricorderanno di questo e ne faranno tesoro. Assolutamente, è proprio è l'atteggiamento di chi sa che
quello che fa in campo dipende da lui, ma quello che verrà a volte non potrà anche dipendere da lui e crescerà tantissimo in questo perché sicuramente metterà il massimo e lo sto vedendo con Vittorietti che sta facendo un lavoro allucinante perché non solo deve allenare eh, in un contesto dove arrivano tantissimi giocatori da fuori. Sì. E lì già è importante anche conoscere la lingua. Lui è un ragazzo giovane che ha imparato lo spagnolo e quindi sta applicando il suo metodo già anche a livelli importanti, perché si sta confrontando anche con delle culture sia calcistiche ma soprattutto di vita importanti. Assolutamente sì, questo diciamo è un altro messaggio che ci teniamo stretti Sì, e ne faremo sì, sì. tesoro. Siamo giunti al gong, noi ringraziamo e salutiamo Stefano Grazie per a la sua voi, sono presenza felice di essere stato con voi stasera. e ti facciamo in bocca al lupo perché questo finale di stagione, insomma, ci auguriamo vadano tutte le cose per il meglio al San Vito. Francesco, noi ci rivediamo la settimana prossima. Sì. Quindi gli ospiti chiaramente saranno molto legati a quello che succede o la domenica prima o la domenica dopo, quindi aspettatevi degli ospiti vivaci, pimpanti, piccanti, perché parleremo di quello che è stato il giorno prima o di quello che sarà tra diciamo la settimana successiva. Assolutamente sì. Ringraziamo quel bel ragazzo di Salvo Geraci in regia che io non lo so, ma magari la settimana prossima contesterà qualcosa a me, a te, non lo so. Tipo, Sicuramente. quante puntate sono? Ringrazio anch'io Stefano Colombo per essere stato con Francesco. noi. Appuntamento a lunedì. Yes. Tante cose la settimana prossima è una settimana importante perché parte un altro format a Sportisili, però Non lo svaliamo. ve lo diremo, ve lo diremo. Buonanotte. Ciao. Arrivederci.